Buongiorno a tutti ragazzi, ancora altre novità. A Mosca ieri c'è stata una potentissima esplosione verso le 9 più o meno di ieri, 8, anzi no, di giovedì 8 agosto, quindi solo adesso è arrivata questa notizia e in effetti ci sarebbe stato uno scoppio accidentale a causa di un problema di un combustibile liquido. Quindi stavano facendo un razzo con propulsione mista a combustibile liquido per il decollo e un reattore atomico miniaturizzato per la fase di crociera, quindi era un missile in effetti. Purtroppo la situazione è sfuggita di mano e purtroppo sono andati in aria tante giustamente radiazioni. In effetti la radiazione è arrivata fino in Norvegia, in effetti, quindi è arrivata a 1030 km in linea d'aria, quindi dal luogo dell'esplosione, quindi è arrivata fino a Lati in Finlandia e Krakow in Norvegia. Quindi significa che questa esplosione, ragazzi, è stata davvero potente, cioè dalla Russia ad arrivare a Lati in Finlandia, io a Lati ci sono stato, e Krashov in Norvegia che pure ci sono stato e sono ragazzi 1500-2000 km, quindi in effetti è tantissimo ragazzi. In linea d'aria saranno 1030, per via terra sono di più ragazzi, quindi diciamo dalla Russia fino a Lati, che poi a Krashov in Norvegia è lontanissimo ragazzi, quindi deve essere stata davvero potente questa esplosione. Il problema è che tutte queste radiazioni stanno in aria adesso, quindi il problema è dove andranno, dove il vento le porterà, in effetti questo sarà il casino. Quindi comunque i russi dicono che sta tutto sotto controllo, che le radiazioni si sono abbassate, però purtroppo ragazzi la verità qua nessuno la sa, giustamente che devono dire questi poi a finale. Quindi in effetti stavano conducendo qualche esperimento di un lancio di un missile, qualche altra cosa così, e è stato, in quel momento hanno fatto e non lo so a media, poi dipende dal vento, capisci? Diciamo dove la porterà questa radiazione. Loro dicono che hanno fatto l'analisi, i valori erano 20 volte il normale. Quindi se dicono 20 volte il normale, calcola la bugia per 3, come sempre dico io, che questi non mai dico nessuno mai la verità, quindi non sarà 20, sarà minimo 80. Quindi non sappiamo giustamente le correnti come si muovono nel cielo, e quindi non sappiamo queste radiazioni dove andranno a finire, quindi non lo sappiamo. Quindi loro dicono che sono già andate via, che sono salite in atmosfera e sono andate in cielo, quindi loro dicono così, anche se chi dice che stanno girando nell'aria, quindi va a capire chi dice la verità e chi dice la bugia. Fatto sta che hanno fatto sicuramente uno sbaglio, perché anche loro lo dicono che è stato uno scoppio accidentale, quindi l'hanno confermato in effetti. Quindi diciamo che loro dicono che era un missile da crociera, codice NATO, così, diciamo era combustibile liquido per il decollo con reattore atomico miniaturizzato per la fase di crociera. Diciamo che è progettato per durare più giorni in effetti, però ha rilasciato un sacco di radiazioni ragazzi, quindi giustamente tutti i trattati internazionali che è stato firmato da tutti i paesi vieta l'uso di fare esperimenti e queste cose così, vieta di fare test nucleari, anche se loro dicono che era solo per una cosa di crociera, diciamo, quindi non hanno detto che era per uno scopo, diciamo, di test. Diciamo che purtroppo questa radiazione sta nell'aria, ragazzi.
la radioattività al momento dell'esplosione era, come dicono loro, 20 volte il normale, e dicono che sì, loro hanno detto di no, a me ha detto che in effetti è stato un incidente, quindi non è un test. E diciamo che in Russia un missile è esploso e ha rilasciato un sacco di radiazioni nell'aria, e dice che dalla Russia è arrivato in Finlandia e anche in Norvegia. In linea d'aria più o meno sono 1000 km in linea d'aria, mentre se noi andremo dalla Russia alla Norvegia via terra sono oltre che 2000 km. Lo so perché io ci sono stato in questi posti, quindi lo so perché ci andavo col camion, quindi so la lunghezza della zona. Quindi il problema adesso sta questa radiazione dove sta. Questo nessuno lo sa, forse lo sa chi è esperto di climatologia in effetti dell'atmosfera, che studia le correnti d'aria, quindi spostamenti d'aria diciamo della zona, e sa che il vento gira di qua oppure il vento tira di qua. Purtroppo ragazzi queste cose qua non le sapremo mai, perché figurati. No, non credo, lo spero, io spero proprio di no, anche se credo di no, non voglio credere che sia così. Fatto sta che comunque è una cosa nociva per la salute, quindi speriamo di sapere più notizie. Sì, in effetti dovrebbero perdere potenza, però ci mettono pure un sacco di anni, riesci a perdere potenza. A Chernobyl ti faccio un esempio, no? Se vai ancora tuttora, le radiazioni sono ancora presenti moltissimo, cioè sono passati tanti anni eppure ci sono ancora, capisci? Ma non so se in aria è uguale a terra oppure no, questo non te lo so dire, non ne capisco, quindi ti dico una bugia, perché in aria è una cosa, sulla terra è un'altra, quindi non so se in aria si possono disperdere oppure no, oppure come penso io possono camminare per tutto il pianeta senza mai fermarsi, oggi stanno qua, domani stanno là, e quindi è un giro continuo. Sì, pure io credo che non scompaiono in effetti, ma l'aria li porta a girare tutto il mondo in effetti. Secondo me resisteranno anni e anni e gireranno il mondo intero in effetti. Oggi in Italia, domani in Germania, dopodomani. E un po' alla volta tutti quanti noi assorbiremo queste radiazioni, un po' alla volta, diciamo, una volta in Italia, una volta in Germania, una volta in America, anche perché diciamo, l'aria gira tutto il mondo, quindi va a capire dove andrà poi. Se sta in aria spero che si dissolva, che vada via, perché se non è così ragazzi questa nuvola radioattiva girerà sempre il nostro mondo, quindi oggi a te, domani a me, dopodomani a un altro, quindi speriamo che sia vero che si dissolva. Questo non lo so. Sulla terra ragazzi so che rimane a Chernobyl, se vai con il coso del test sballa ancora, nessuno ancora ci può andare lì, sono passati tantissimi e tantissimi anni ragazzi. Anche a Hiroshima ragazzi è passato un sacco di tempo, se vai lì ci sta ancora un casino, quindi queste cose sembrano che non vadano via, non lo so. Penso che secondo me queste radiazioni ci vogliono milioni di anni, se non centinaia, non lo so, questo non te lo so dire, ma secondo me almeno un centinaio di anni, se non di più. Poi in aria non so se l'effetto è uguale oppure no, o se girano sempre, se poi possono andare nell'universo perché tendono a salire, non lo so, forse inquineremo pure l'universo oramai. Bah, quindi possiamo mandare diciamo, le radiazioni diciamo, agli alieni, agli UFO, adesso manderemo 2 radiazioni. Ma non lo so ragazzi, vi dico una bugia, quindi non mi permetto di dire che potrà succedere. Comunque aggiornerò la situazione se so qualche cosa in più. Ho saputo questa qui tramite un amico di YouTube che adesso non mi ricordo il nome, ma me l'ha scritta Alessandro, sì. Alessandro mi aveva detto questo fatto in Russia, un incidente mi aveva detto, e ho trovato questo. Ho provato pure da altre parti, però è la stessa storia, quindi non raccontano nulla di eccezionale. La storia è questa qui, quindi l'ho trovata pure in russo
ma traducendola il risultato è come questa qui che vi ho detto io. Quindi per il momento la notizia sembra essere solo questa qui, quindi aspettiamo che qualcuno dica qualche cosa, oppure qualche complottista, qualcuno sa, sempre un po' di verità esce fuori al finale e sapremo qualche cosina in più. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti e ci sentiamo più tardi. Può darsi che saprò più informazioni su questo fatto. Ciao a tutti e buon pomeriggio ragazzi.